Se noi pensiamo che la spesa pubblica adesso si fa la spending review, la spending review sarà semplicemente fatta come la stanno facendo sulla pelle dei cittadini un'altra volta, perché tagliano la sanità, tagliano i comuni, e questi non sono tagli, cioè non è risparmio di spesa pubblica, perché in una regione come il Veneto tagliare i comuni vuol dire semplicemente che un sindaco che ha meno risorse dà meno servizi e cosa fa? Li fa pagare i cittadini in modo aggiuntivo, perché non può fare altro. La sanità lo stesso, noi abbiamo la sanità meno costosa d'Italia, nel momento in cui vai a tagliare la sanità meno costosa e più efficiente d'Italia vorrà semplicemente dire che i cittadini dovranno pagare ulteriormente. Questa non è revisione della spesa, questo vuol dire aumentare le tasse a noi, cioè a chi è virtuoso e è abituato ad amministrare bene, e lasciare che sprechi chi continua a sprecare. Alcuni dati sui ministeri per capire cos'è lo spreco delle risorse pubbliche. La Presidenza della Repubblica ha 1700 dipendenti per una persona, e voi sapete che io col Presidente della Repubblica non ho un cattivo rapporto, non è questione di Napolitano. È questione che il Presidente della Repubblica, chiunque sia, comunque si chiami, ha 1700 dipendenti sotto di lui ed ha un ruolo puramente rappresentativo. Io con qualche dipendente in più faccio funzionare una città da 270.000 abitanti. A Roma servono per una persona. La Presidenza del Consiglio ne ha più di 2.000. Il Parlamento, le aule, ne hanno più di 4.000. Dipendenti. Questa è, no, ovviamente, questo è spreco di denaro pubblico. C'era un articolo giovedì scorso sul Corriere, una paginata, sui dipendenti della Regione Sicilia, perché anche lì le cose alla fine hanno cambiato i governatori, qualcuno ha anche fatto una triste fine ed è nelle patrie galere, però le cose non cambiano. Faceva il conto dei dipendenti della Regione Sicilia, sommava quelli a tempo indeterminato, cioè quelli che in teoria dovrebbero essere dipendenti totali, che sono poco più di 20.000, che comunque non è che sono pochi, perché il Veneto, che ha gli stessi abitanti della Sicilia, ne ha 3.000, loro ne hanno 21.000, poi ci sommavano quelli delle aziende partecipate, poi ci sommavano gli interinali, poi ci sommavano i forestali, totale 52.000, il Veneto stessi abitanti 3.000. Quando si va a confrontarsi con la Sicilia, perché ovviamente poi il governo si confronta con la Sicilia su questi temi, il governatore di turno, chiunque esso sia, si difende dietro l'autonomia, dice noi abbiamo l'autonomia perché la Costituzione ci garantisce l'autonomia, noi facciamo quello che vogliamo con i soldi vostri. Perché il problema è che faccia Israele, no, perché e questo vale anche per altre realtà, perché il Trentino Alto Adige, che sta qua sopra, ha il 36% dei dipendenti che lavorano nel pubblico, cioè quasi 1 su 2, non credo che se qua prendiamo la metà di chi lavora sta nel pubblico. In Trentino Alto Adige il 36% dei dipendenti sta nel pubblico impiego. Perché? Perché è ovvio, se tu gli lasci il 90% di tutte le tasse e in più gli aggiungi i pacchetti che sono stati contrattati via via da chi rappresentava, bene, benissimo, cioè loro si sono veramente difesi splendidamente. Loro anno dopo anno, legislatura dopo legislatura, hanno mandato a Roma i parlamentari che semplicemente contrattavano col governo e dicevano volete il nostro appoggio, lo pagate. Ed è quello che dovremmo cominciare a fare noi, a difenderci. Perché siccome c'è un detto che dice che chi le massa buone le poi no, ecco, noi siccome siamo veramente, siamo la fotografia di quello, noi abbiamo continuato a subire, continuato a pagare, adesso siamo a un punto di svolta perché le cose vanno malissimo, vanno peggio di come le dipingano, Ovvio che queste sono responsabilità pluridecennali, non è colpa di questo governo, non è colpa del governo Berlusconi, non è colpa del governo precedente, il debito pubblico è raddoppiato dal 1980 al 1995, quelli sono gli anni in cui il debito pubblico è esploso, e poi ce lo siamo trascinati, quindi è una responsabilità vecchia. Forse Berlusconi ha avuto la responsabilità anche lui di raccontarci un po' di balle quando diceva le cose vanno benissimo, i conti sono a posto, i ristoranti sono pieni, vado a vedere il turismo, se voi andate a chiedere se siamo in località turistica, il turismo straniero c'è, anzi aumenta, il turismo italiano crollato, perché? Perché la gente non ha più soldi, perché ci hanno messi alla fame. Questa è la situazione del Paese, siamo in una situazione economica drammatica e le cose adesso, come diceva prima Daniele Stival, cambieranno.